Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, qui dal centro sportivo Emiri per la gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C2 di calcio 5 Girone A. Benvenuti a Futsal Emiri contro Club Giudecca. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Ancora lui, Guglielmini, guarda la porta, non c'è niente per Ficara, può andare quindi Parisi, dove c'è Pecoraro, ancora lui! Mediazione finale di Guglielmini. Fatto sta che l'Emiri è in vantaggio 1-0 e prova quantomeno a reagire. Altro contropiede, ancora Pecoraro, Guglielmini! Lo stesso asse di 30 secondi fa. Guglielmini mette dentro sul servizio di Pecoraro, 2-0. Ottimo recupero, Parisi, dove c'è Comito, non è lui, Comito! La parata di Piacentino, ancora Pera. Torna da Parisi, Piacentino, attenzione ancora a Giurlanda e perde palla, può correre Sciacca, non esce Piacentino, Sciacca lo salta e deposita il gol, 3-0 Emiri, pallone per Margagliotto, cambio favorisce, la rete del 3-1, pallone arrivato in maniera casuale in area di rigore, gol di Grupposo. Entra dentro da campo avversario, ancora Grupposo, incredibile! Ancora Grupposo insiste, quello che arriva a Cialup, Arcilesi che poteva spazzare, ancora tanta confusione, bravo comunque qua il portiere del Futsal Emiri, colore in barriera, Sciacca, Piacentino, un gatto, vola! Prova l'imbucata, ne è fermato, Grupposo è in aria, Grupposo esterno della rete, attenzione a Sciacca, prova il tiro, risponde inginocchiandosi un'altra volta, Aragna, la palla è buona per Guglielmini, un siluro di Salvo Guglielmini, 4-1 e tripletta per lui, 23 reti. Capocannoniere d'inverno, attenzione nel frattempo, il gol del Club Giudecca, bellissima azione, la rete di Incalcaterra, quindi a sinistra per Giurlanda che però perde, Parisi contro il portiere, grande parata un'altra volta di Aragna, Parisi, il destro, poi Guglielmini ha avuto la grande occasione, corsa, attenzione ancora a Iovino, la parata l'ha effettuata a Rappa, con 90 contropiede Emiri, Rappa dove c'è Guglielmini che in velocità salta il portiere ma non riesce a mantenere il pallone in campo. Naccari si gira, Naccari 5-2, Sergio Naccari, un gol da pivot, vero, per fare gol e poi Gannicchia qua si prende il giallo, era già ammonito, rosso per Gannicchia, va dove c'è Naccari, ancora lui al centro, Pecoraro, 6-2, si sblocca oggi anche Mattia Pecoraro, mancava al referto il suo gol, ancora Margagliotti, 6-3, Lone e non c'è più tempo, il Futsal Emiri vince la prima gara di campionato di questo 2025, la prima gara del girone di ritorno